ricorrenza annuale di un determinato giorno dedicato a commemorare la nascita o la morte di qualche personaggio o altro importante avvenimento. 3K. Auguri di caro cuore ad un amico, ad uno scrittore, a un talento mancato, che ha trovato nell'infinita grazia di una donna incantevole tutto quello che una casa editrice non gli ha saputo donare. Katia, tuo marito è sempre più stronzo. Ma il nostro eroe non si arrende, nessuno lo saprà mai, ma lui continua imperterrito a scrivere, mentre il mondo sbigottito si interroga. Ma chi sta qui scritto? Il primo libro di Matteo è stato semplicemente meraviglioso, un vero capolavoro. Il primo ed ultimo libro, vorrei dire. E mentre lui continua a fantasticare il sottoscritto, da ove professore universitario si accinge a pubblicare il suo quinto libro. Katia, ma anche quando fate sesso mantiene questo tono aulico da professore impegnato? Sempre. Ah sì? Ma come disse quel grande scrittore contemporaneo, come si chiamava? Diamine, sono io stesso. C'è chi scrive per compiacere il proprio ego, chi invece lo fa per dissetare la propria anima. Appunto, e tu che scrivi, Guido? Meravigliosi quadri di Dante. Belli davvero. Giulia, Guarda, sono incantato. Più mi guardo e più mi vengo l'infinita certezza di non averci capito niente. Mia moglie dipinge per amore, Guido, per passione. Come io scrivo. Tu scrivi come certi miei amici fanno teatro sperimentale. Prima mettono in scena un lavoro e poi si domandano ma che ha già l'autrice. E quando qualcuno gli chiede del significato dell'opera, loro rispondono con la genialata del secolo. Un'opera non va capita, un'opera non va discussa. Un'opera deve dare semplicemente emozioni. Beh, lo trovo legittimo. Come al supermercato, ogni prodotto ha bisogno del suo codice a barre per farsi riconoscere, così l'essere umano ha bisogno di determinati codici per riconoscere un sentimento. Per cui se tu continui a scrivere a testa di fallo, come a punta di membro, Non capisco. capi cazzo, io non capisco niente, e se non ci capisco niente come faccio ad emozionare? Invidia. Sentimento spiacevole che si propria in un bene, una qualità altrui che si vorrebbe per sé. Peccato. io non posso proprio fare a meno di leggere i libri di mio marito, lo faccio tutti i giorni. Grazie, cara, dai guardevole. Mi aiutano tantissimo a lasciarmi andare, quando di notte non riesco proprio a prendere sonno. Eutanasia. Mi stimolano a liberarmi, di mattina presto quando mi sveglio e vado al bagno. Sono una pulca. Credimi, Matteo, gliene sono infinitamente grata, perché senza i suoi libri io dovrei ricorrere a dei medicinali. Dalla pina farmacia, farmalibro per l'insonnia, Fanno libro per depressione. farmalibro per chi è colpa. Perdonatevi, voi come lettori galleggiate molto, ma molto al di sotto del mio taglio. Katia sta ma sotto. Matteo, sto stanco. Matteo, ma sono 9 passate, ma oggi quando arrivo? Vorrei sapere anch'io. Eh no, perché se esce dall'ufficio alle 7 io non comprendo tutto questo ritardo. Alle 7 per esce alle 7. È strano, molto strano. Questa è una festa a sorpresa. Matteo aveva detto a Giulia che questo fine settimana sarebbe rimasto fuori per lavoro. È chiaro, Guido? Irreprensibile, cara. Giulia adesso non sa che la stiamo aspettando e non deve giustificare il suo ritardo a nessuno. Mi capisci, Guido? Ineccepibile, cara. Per cui adesso trascina il tuo stomachevole fondoschiena su questa sedia e tira tale. Sintassi perfetta, cara. Per adesso non fare così. Mi deprimi. Sarà stato qualche cliente dell'ultimo Sta capitando spesso di ricevere i clienti all'ultimo ora. Ma tranquillo, non devo certo dirtelo io. Quella Giulia non è proprio il tipo. Non è il tipo per fare che cosa? No, dicevo, non è il tipo che... Che cosa? Non è il tipo che perde tempo. Perde tempo a fare che cosa? Non è il tipo che perde tempo così tanto per perdere. Così cu. Così, punto. Magari mi stai mettendo l'ansia stasera. Così. Così, punto e basta. Così. Cioè il tempo si può perdere anche così. Così.
No, se sei stato tanto significa che una ragione ci sa. E tu conosci la ragione. Io conosco la Ma ragione. scusa, e tu perché dici che non è proprio il tipo? Perché cerchi di tranquillizzarmi? Se lo dici è perché conosci la ragione. Mi sa venire. Tu evidentemente fai scappare che non è proprio il tipo nuovo di spugni, ti sa venire. Senti, lasciatelo dire, tu sei diventato proprio paranoico. Anzi, schizofrenico e paranoico, questa è la verità. Non è proprio il tipo di avere un altro uomo. Questo volevi dire. Tu passano guai. Sembra stupido. Oi. Ma tu resisto Non tu? hai con piacere, che cosa? No, dicevo io nel senso che... Nel senso che? Zitto, sai che... No, io nel senso che i cellulari stanno sempre su... Poi che cosa? In che senso, Guido? Che cosa? In che Oh, guarda come state la salve in questi sei tu che hai deciso di soffrire? Poi che cosa? In che senso? Paranoia. Psicosi caratterizzata da un delirio cronico basato su un sistema di convinzione a tema persecutorio non corrispondenti alla realtà. Questo sistema si manifesta attraverso diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri. Traduzione. Tu non stai buoni la cave a vedere a chiaro provazzo. 3 capi. Qui. Anche stasera è con un altro uomo. Questo volevi dire. Quattro anni fa è accaduto qualcosa di incredibile, al di là di ogni più diabolica immaginazione. Ancora oggi in America si cerca di studiare il caso per comprenderne le dinamiche. Un'assurda causalità che contravviene a ogni teoria determinista. Un marito e una moglie, dopo una lite furiosa, nello stesso momento tirano fuori una pistola, se la puntano e senza incertezze premono il grilletto facendo partire un colpo allo stesso momento. Muoiono entrambi. Mi sono sempre chiesto perché. Se uno dei due avessi odiato di meno, se magari fosse giunto a quel gesto non per odio, ma diciamo per gelosia, sarebbe stato sicuramente meno convinto, meno determinato, sicuro nel gesto e avrebbe potuto così permettere l'altro di salvarsi. Nell'attesa che ci chiediamo perché io so soltanto che in un matrimonio se vuoi salvarti devi odiare di più del tuo partner. Dai, Guido, io attesa, non lo so, facciamo qualcosa, Matteo. Sì, un giochino, ecco cosa ci vuole, un bel giochino. Sei d'accordo, Matteo? Un giochino. Sì, un giochino divertente, tutto da ridere. Guido, da noi che qua vogliamo fare un bel giochino divertente. Sì, ma conosci tu qualche giochino Un ammazzatente? giochino ammazza matrimonio, io faccio domande e voi rispondete. Va bene, mi piace questo giochino, mi incuriosisce, fammi sentire. Sei sicuro che posso? Noi non abbiamo segreti, tranquillo e sereno, va? Guido, da quanto tempo non tradisci Katia? Che cazzo di domande fa? È finito il giochino. Dici che vuoi fare un giochino tutto divertente, tutto da Ma ridere. devo fare la chiave, però. Perché io invece lo trovo molto divertente. Rispondi, Guido, va? Ti rifaccio la domanda. Da quanto tempo non tradisci Katia? Stai così proprio, non so Ti faccio la domanda per la terza e ultima volta. Da quanto tempo non tradisci tua moglie? Se non rispondo mi viene una cosa... Mai. Non ho mai tradito mia moglie. Sotto tortura sei stata velocissima. E tutte le telefonate che ricevo. Cianzeico, quelle sono telefonate di allievo che si informano sui miei esami. Lucrezia, Virginia, Teodoro, me la cimbarella da memoria. Da lì è te. Allieve, va bene. E 2 anni. La cultura non ha tempo, cara. Parliamo di allievi che si informano sugli esami e che preparano la tesi. Allievi bramosi di sapere, desiderosi di conoscere.
si danno a E me. metti la firma perché stai pigliando una brutta Quando strada. sono belle, bramose, desiderose. Smaglioso. Sì. E i piccerelli sono smagliose, Guido. Guarda, c'è quando fate tarata capi, la faccio che parte. Sì, però perché non lo mami sul gioco? È finito il turno tuo. Katia, passiamo a te. Da quanto tempo non tradisci tuo marito? Ti prego, sono stufo. Ah, dove vai? Aspetti, di parlare tu io non posso parlare, Hanno fatto un giochino sul Waze. Ti sei divertito in modo non vuoi. Da quanto tempo, Katia? Sì, però falla parlare. Mi sto dicendo niente. È accaduto una sola volta, subito dopo sposata, di notte, per strada. Dovevo chiudere una questione con il mio ex. Anzi, proprio si chiude le questioni. Amo lui. Bravo, ho apprezzato molto il tuo coraggio. Sì, bravo. Proprio un bel coraggio. Cioè, mia moglie parte di dove sta come una cagna in pianura. Queste sono questioni, non ci facci. Ma strada. Ma tu quindi la questione molto preoccupata, guarda, sì. Perfino nel paleolitico, l'uomo primidio si preoccupava di appartarsi dietro un mulino. Non è che non sta così perché tu sei stato insieme a Nati, non si può fare capace perché tu mi hai fatto in mezzo alla strada. Bestia, sei una Si bestia. può facilitare una bella tutto questo Ti succede. faccio scusare una bestia. Guida e basta, è successo 18 anni fa e tu in questi 18 anni sai quando me ne combinate? Ma si telefonate che arrivate? Questo, gli amo rispondo. Ecco, l'istinto femminile esce fuori allo scoperto, la chiusa in un angolo sconfitta. La donna si difende attraverso l'attacco. E pure che le due femminate sono così così, io. Matteo, e tu? Cosa? Da quanto tempo non tradisci Giulia? Non ti voglio proprio sentire. Tutte le mattine vado al lavoro, parcheggio la mia auto e faccio 2 isolati a piedi per raggiungere l'ufficio. All'angolo del primo isolato c'è un negozio di biancheria intima gestito da una donna dolcissima, capelli rossi, occhi grandi, verdi. Avrà massimo una 30 d'anni. Tutte le mattine da 8 mesi questa donna mi aspetta fuori al suo negozio, mi guarda, sorride. E io tutte le mattine da 8 mesi passo, la guardo per un istante, abbasso la testa e continuo a camminare. Non credo, cioè abbassi la testa. Ho paura di perdermi nei suoi occhi, Perché? perché per me perdersi nello sguardo di un'altra persona è un tradimento più grande di un atto sessuale. E quindi? E quindi solo al pensiero che uno stronzo figlio di puttana possa mettersi fuori al suo cazzo di negozio ad aspettare la mia Giulia che passi per incrociare il suo sguardo anche solo per un istante mi fa incazzare come una bestia. Giulia è mia e di nessun altro. Lei. Jenny. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri. Grazie amore mio, solo tu sei particolare. Sì, scena nata con chi viene chi è questo? Chi è? Amore, lui è Renato. Chi è sto È Renato? un amico, adesso te lo dico. Guido non mi arriva. Non mi arriva. Quando sono uscita dall'ufficio è successo qualcosa di incredibile, non posso fare. Lui è... Bella bestia, Guido! Guido da genetica non mi arriva. Ma che vuoi? Da semplice lontano, conosciuto qua, ci del primo mio sentimento. No, fanculo. Giulia, guardami negli occhi. Non me la foto, Giulia, Sì, guardami. sicuramente. Perché non mi guardi negli occhi? Ha paura di me! Cambiate le Mi piace lui. No, cambiate le cose. No, proprio non finito come te, ma non vuoi. Fare il prossimo libro! Giulia, puoi guardarmi negli occhi? No, non mi stai guardando, Giulia.
confermato. Non l'avevi mai fatto? Giulia, ti prego, dimmelo, è il tuo amante? Giulia, guardami negli occhi e dimmelo, è il tuo amante? Io credo sia di non freghi luci. Ti tromba a capo, secondo me. Ma lascia che ti stai spieghi. zitto, ciccio. Matteo, per piacere, calmati. Giulia, allora? E mo viene una cosa e manca qua. Ti ho detto che se mi dai la possibilità di lasciare. Basta, zitto. Matteo, smettila! Sai, leggevo il tuo libro qualche tempo fa, l'ho trovato eccezionale, davvero, complimenti. Che delusione scoprire una persona così diversa. Giulia, ti prego, posso avere l'onore di capire Mister Indugio chi è? Se non ti calmi, Giulia non parlerà mai. Ah sì, anche questo, sai. Ah, Giulia, anche questo, sai. Da quanto tempo state insieme? Non l'avevi mai fatto? E allora valutiamo, fammi capire. Chi sei? Dove vi siete conosciuti? Da quanto tempo state Quello che il insieme? mio rapporto con Giulia sono fatti miei. Non voglio più parlare, basta, mi è passata la voglia. Giulia, perdono. Lo sai che non volevo tutto questo. Me ne vado. Tu non vai a nessuna parte. Fatti tu. Ecco. Asse, non posso farlo più. Matteo, non mi deludere. Compito della struttura di uomo di mettere nell'accettare uno stato di cose ormai chiaro e trasparente. Il tuo matrimonio è fottuto. Guido da gente camminata, allora proprio non ti conviene, come sto poco in niente, conosco io un codice e ti vengo bene. Tu stasera sapevi di non trovare qua in casa il marito della signora e pensavi di riconoscermi nel mio libro? Secondo, perché pensate che quando uno scriva debba essere sistematicamente biografico? Perché? La mia vita è troppo piatta da raccontare, io racconto di tipi come lui, vedi, capaci di superare ogni più fervida immaginazione. Racconto di tipi come te che entrano nella casa degli altri, non si fanno la sbertina e perdono la vita, capito? Io sono un pittore, ma non un pittore! Se tu sei un pittore, qui sono Roberto Eca! Sono uscita dall'ufficio alle 7. Sotto al palazzo nel cortile c'era una mostra di guardie e mi sono fermata a guardarmi. Renato si è fermato, ha guardato un attimo le mani e ha capito che dipingevo. Giulia, ti prego non essere patetica, devi inventare una storia più A credibile. lui è bastato guardarmi le mani. Giulia, non essere patetica. La scultura sul mobile, qui di fronte a me, Giulia, l'avrei realizzata durante il periodo di fidanzamento. Infatti. E in un momento di grande trasporto e di infinita passione, l'artista non scolpisce la realtà, non ci riesce. Scolpisce la sua perfezione ideale, hai idealizzato il tuo uomo.
Le ali invece risalgono dopo il matrimonio. Dopo il matrimonio. L'artista rivede le ali e inconsciamente avverte che la felicità non può essere eterna e volare è la cosa più complicata che ci possa essere. La tela lì sul cavalletto è piuttosto recente. È finita la scorsa settimana. Bruciando le ali, l'artista raggiunge la maturazione, la piena e profonda consapevolezza che la felicità non esiste e che volare è praticamente impossibile. Che stai dicendo? Ma tu veramente credi di raccontare la nostra vita, la nostra storia d'amore, una vita di sguardi, rinunce, generosi silenzi attraverso 4 righe, ma tu stai buono? Tu non hai la minima idea di cosa siamo io e Giulia quando ci portiamo. Cosa siete? Cosa siamo? Cosa siamo? E poi volare è praticamente possibile, l'abbiamo sempre Ma fatto. per favore. Ma no, stiamo aspettando, non mi piace, basta! Metti giù questa pistola. Non ho mai volato in vita mia. Mai. Poi è successo di aprire nel parco, di incrociare il suo sguardo per la prima volta. Non volevo crederci, ma mi persi così follemente che sentii sbucare dalla mia schiena delle ali gigantesche, infinite. E così, come per incanto, iniziai a volare per la prima volta. Giulia, tu non puoi sentire. Le mie ali, pizzicando di gioia, iniziando a sbattere sempre più forte. Presero quota sempre più in alto, fino a scaraventarmi tra le nuvole. Passo un passo del tuo libro. Volteggiato, tentai ancora una volta di afferrarle le ali. Ma persi il controllo. Persi il controllo. Risucchiato dall'infinito candore delle sue labbra. Ma li persi per sempre. Giulia, tu non puoi, non devi sorridere perché ancora oggi quando lo fai io metto le ali e mi perdo per sempre. Ma resta comunque soltanto un libro. Sta zitto, tu non sei un artista, un pittore non parla così. E poi volare. Ma l'abbiamo sempre fatto, Giulia, ridi. Guido, per piacere, nella sua borsa ci sono le sue prime. Vabbè. Giulia, ridi. Che un pittore. Ma perdonami, se ho l'impressione che l'ha macchiata. Ma che macchiato, quella è un'opera mia, è completa. Si intitola Napoli di notte. Guido, chi si mette tale quale come tu scrivi? Per me è un capolavoro. Renato ha un sogno, per afferrarlo ha rinunciato a tutto, adesso è un uomo solo, senza una casa, senza un lavoro. Questo che è qui, noi dobbiamo restituirgli un alloggio, degli affetti, dobbiamo restituirgli una dignità. Quindi stasera il tuo uomo dovrebbe dormire in casa mia. Non possiamo dire. Rispondi alla mia domanda.
stasera il tuo uomo dovrebbe dormire in casa mia. Tu hai dato per scontato che io stasera avessi creduto alla tua storiella, vuoi rispondermi? Scusa, ma che vuoi da giù? Giustamente sapevo che tu stasera in casa non ci stavi proprio. Guido, ma come si fa a qualificare, decifrare, come si fa? Attraverso la parola è diventato prettamente impossibile. A te ti avessero a disegnare come uno comanda di distorce, deforma il tempo, lo spazio, tu così distorci, deformi, bruci e sottieni la pazienza che ti sta vicino. Scusa, ma che vuoi da me? Ma per vendetta? Giustamente tu in casa non ci stavi e quindi sei liberato un posto letto, no? Quattro passi in Sei cambiato, Matteo. Prima non eri così. Ah no? Non era così? No? E vabbè, allora visto che non era così e che non potevamo festeggiare in modo migliore il nostro anniversario di matrimonio in un clima di ordinaria follia matrimoniale, che dici, spegniamo le candeline, mangiamo una fetta di torta, insomma, facciamo 2 foto mentre Renato qua ci spiega il tormento, l'ha subito l'artista del dipingere questi quattro struzzati. Il tormento ce l'hai tu. Scavato dentro e non c'è nessun sogno che ti possa fare. Se cacci che è arrivato, vado anch'io. Dormo per strada, all'aperto. Giulia, io che sono sti cose. Giulia, per strada no! Per strada si viene questione! È stato davvero bravo. Davvero consumato. Te lo dissi ieri che mia moglie aveva un debole per Vittorio. Questa è la pistola e questi sono i 10.000 euro che mi hai chiesto. Adesso non devi fare altro che uccidermi. Io non ho mentito. Io veramente sono un pittore. Ah sì? Sì, sai, ho sempre avvertito di Se gente. frega un cazzo. Ma perché? Perché? Sto buttando tutto all'aria, ho bruciato un'intera esistenza, perché? Ho deciso di accettare la tua proposta. Come ti chiami? Renato. Ti chiami proprio Renato. Senti Renato, non mi devi giustificare assolutamente niente, risparmiami i tuoi patetici sensi di colpa. Mi serviva un morto di fame, l'ho trovato, adesso fai quello che devi e non rompere le palle. Ho venduto il mio talento. Senti, se quello è il tuo modo di dipingere, stai tranquillo che ne non trovo niente. Ma come si fa un artista che arriva ad uccidere? Pure Caravaggio l'ho ucciso. Ma non l'ha fatto per soldi. Ma tu non sei Caravaggio però. Ascoltami, ti faccio questa domanda. Spieghi come una moglie come la tua, come si arriva a diventare così stronzi? Tu sei sposato, no? No. Mi sono innamorato tante volte. Troppo semplice. Dovevi credere in una di quelle, rinunciare a tanto, tutto e sposarti. E ti saresti reso conto che il matrimonio è il modo peggiore per condividere un sogno. Da fidanzati siamo facili, siamo tutto semplice, è tutto facile. È facile proiettare verso il nostro partner tutto quello che potremmo essere e non siamo, ma ti assicuro che è difficile restare in parte da sposare. Ma tua moglie è dolcissima, è di una sensibilità, è di una grazia infinita. Quando prima le spiegavo la mia situazione, lei mi ha
teso la mano senza mortificarmi o calpestare la mia dignità. Ha deciso di comprare tutte le mie opere. Ti sei innamorato di me. Ma che dici? Ti sei innamorato di me. Quello che cerco di dire è che mi pare palese che il matrimonio non le ha sortito il tuo stesso effetto. Ecco. Prima di prendere una decisione definitiva, vuoi almeno provare a parlarne con Giulio? Parlare, chiarire? Sì, no, infatti adesso vado di là e dico, sai cara, il pittore è di là per ucciderti. Sai come un piccolo omaggio per il nostro anniversario di matrimonio, adesso che decidi di fare, muori o mi ami per forza. Io e Giulia non abbiamo mai avuto bisogno di parlare, quando si ama veramente. Le parole sviliscono, non hanno nessun peso, proprio quello che significa. Ma oggi non è più così. Lei è qui, mi avvicina. Mangiamo insieme, dormiamo insieme, condividiamo lo stesso letto, ma mi manca terribilmente. Mi manca il suo sorriso, il suo sguardo, il suo non dare niente per scontato. Come sarei felice se all'improvviso lei così, come per incanto, potesse perdere la memoria e dare a me l'opportunità di reiniziare tutto da capo. Rivivere la prima volta nel parco, occhi negli occhi. Ritornare a essere preoccupato che un sorriso, uno sguardo, un gesto, un movimento possa non piacere, ritornare a sorprenderla con la forza di un'idea, di una trama, un personaggio. Da quando tutto si è spento tra di noi, io non scrivo più, non ce la faccio. Ma parlane con lei. Ho paura Di cosa? che mi possa confermare tutto quello che penso. Ho paura di un altro uomo. Ma sarebbe così complicato da accettare. Diciamo che se ne avessi le certezze, mi sparerei un colpo in fronte adesso, in questo momento. No, mi capite. Nelle certezze come dici tu che tua moglie non ti ami più, ti spareresti un colpo in fronte e nel dubbio spareresti a lei. Più o meno. Ma separatevi. Mai. Tornare indietro è impossibile, io questo l'ho capito, qualcosa si è spezzato tra di noi, ma mai. Ritornare a vivere senza di lei oppure magari vederla felice con un altro uomo. No. Non c'è via d'uscita, nel dubbio non mi resta. Che ucciderlo. Posso? Vieni. Adesso la terra sta cominciando ad esistere, ma resta a procedere a vincere ormai indecisa, vuole andare via. La facciamo andare via. Tu gli hai già parlato? No. Ci penso. Piacere, Guido Sola, scrittore e professore universitario. Renato. Caro Renato, quali siano le impenetrabili, ambigue, ermetiche, I vostri miei padri come l'ha fatto male. Renato stasera uomo mi ha accumulato mia moglie. In questa casa siete tutti dei fottuti pazzi. Ma lei sposo? Ah. Questo non ci può capire. Io mi una persona ci parliamo. Tu devi prendere con una persona con le spalle almeno 6 mesi di matrimonio. Tanto basta che questo anno ci fa capire che cazzo per la no? Come hai detto no? Che se per capisci? Per capisci? Si può essere fidanzato molte volte. Ah sì? Ehi. E come bella che fuochi tu giù senza pensiero. Mia moglie prima di sposarmi, secondo mi chiamava Bond. James Bond. Ma quando mi avete buona strada, mi chiamava Tuzzo. Io non ce la faccio più a sentirvi, voi mi fate schifo, mi date la nausea perché tu. Se ma troppo solo sfoghi lei. Io sono un artista, sono un pittore. Ma veramente fa l'artista? Sì. Io allora veramente sono un bertolese. Senti Renato, tu qua ti devi decidere, se ammazzi mia moglie devi uccidere anche la sua. No, ditemi di no, sto bruciando l'intera esistenza. Comincia da noi! Che non è sposato, è disperato! Beata chi ne sei? Casa girofalo, non va giù, o può fare o no? Siete dei bastardi. Sì o no? Rispondi! Questo volete? E voi questo vi meritate. I soldi, i tuoi soldi, stanno a casa. Questo pure è colpa tua, io. Colpa mia. Sì,
Ma che si stai sputando, non sappiamo proprio niente. Guida nuova da Amnes. Ambres. Cime, lucino, trecino, 4 cime, 4,50, 4,70, 4,90, 4,95, e 5 fanno giusto 500. Tieni. 500 euro. 500. No, ho capito bene, 500 euro. E conto stanno qua. Ma che conto? Che con 500 euro per uccidere una persona? Ma tu a chi stai le palle? E come facciamo? E beh, 10.000 euro. 10.000 euro. E tu non vuoi stare 10.000 euro a me, ma stai buono che la capo? È assurdo, è tutto così follemente assurdo, 500, ma partiamoci la vita umana, no? E ce la metti tu, ce la metti. Ma poi sono tanti spanati. Ma c'è soltanto sparato. Senti, lasciatelo dire, ma tu sei aperto fuori di ogni logica di etica commerciale. Ma che vuoi dire? Sì, ma accanto non vuole il prezzo, se mi accanto 2, 3, 4, prezzo, cavolo. Questo esempio di etica commerciale è commovente, un figlio di culo te. Tanto solo gli sfoghi. Io non sono il killer, per 500 euro non uccido nessuno. Senti, ma dopo che ha? Questo mi ha una grande professionista, tu niente devi fare. Non ci fa niente. Niente. Tu ti ami solo le chiste. Spalette fai anni. Non basta che sposti un attimo, ma le spalette fanno la seconda, ma che ci vuole anche scienza. Perché scienza? No, io non ci posso credere, non posso accettare un compromesso del genere. Allora, oggi 5.000 non se la fa niente. Allora facciamo un'altra cosa. No. Vedi che si soldi, no? Fatto un sorpresivo con voi, io poi ti prometto che fra una settimana ti faccio avere la copia del mio ultimo libro autografato. Guido, chissà ci disse a te invece che a moglie tu fa gratis. Sta zitto. Va bene così, voi siete due pazzi, siete Due dementi da ricovero. non esageriamo. Siamo sposati, Ci scusate, no, voi avete persone più piccole a contatto con la realtà. Diavolo, Dio che è completamente abbandonato. Grazie a Dio, mi ti parlo. No, non posso restare qua, io me ne vado. Andiamo a cazzo. Accetti che me ne voglio. Non lo metto. A parte fate dormire i soldi in casa a tu. Accetti che me ne voglio. Aspetta. Ma perché? Ma perché sono stato così sfortunato? Perché? Ma come una volta che la sciocca poi non so che faccio con la cascetta. Mi sta sempre un po' di rara sulla moglie, non capisco. Io non ce la faccio. Ho io visto. Se visto nulla ci quando ci cacano come a cibi che vanno per così io. Piace che parlaci tu. Tieni. Ah. No. Tu vuoi fare questo per mestiere? Ma non sono E ho capito, ma tu mestiere sempre devi fare, no? Tu vai a pensare così, tu ritmo, capito? Se tu decidi di fare questo per mestiere, tu sei sistemato, ti accatti una casa, ti accatti una macchina, ti fai una famiglia. E ma scende di prezzo, Sei troppo casto. tu così vai a dare mano alla mano di un povero Dio che ha deciso di accidere la moglie perché non la sopporti più. Siccome non è mestiere suo, non lo so fa, o vende suo porto in galera, ma perché? Un po' caso, quando la moglie poi mi c'hanno a te con un calcio. Questo è crudeltà. Ma tu sei deciso di scendere con i prezzi, ma tu non sai a quanta clienti Tu tu fai la fine e c'è tutto io. capi che la gente a fare Ah, c'è là. da così, io. Ma tu hai capito quanta mariti vorresti da ogni parte del mondo per commissionarti semplicemente un atto di Di giustizia? sanità cristiana. Diventeresti in brevissimo tempo un eroe mondiale. Chi lo facesse padrone del me? Sienta me, tu al massimo mi piglia che so, 500 euro. 500 euro stai buono da Anzi, se non fai una cosa, fai il 2 per 1. Invece di 500, tra 27 e 50 mi paghi in sicurezza. Ma su c'è il cazzo tutto, come? Non sul mercato, Non c'è competitività. senza concorrenza. Ma non paventa. Non paghi i contributi. È tutto lei. E chiama. E allora tu così ci stai facendo capire che sei un po' passato. Bene. Allora, Chiudiamo questa accordo. Basta la pistola. E qua stanno i soldi. Non me ne posso andare.
Guido su 10.000 euro, che vuoi fare? Io ho detto. E a io non avevo detto. E me come fa? Che vuoi fare? O io isso. A Cina. No, aspetta, ecco. Almeno tu, dopo rimani troppo all'esia, quindi e te. Ma che stai dicendo? Io mi ci sono come lui, che sono non so preso. Rimane in tu. Ma nessuno lo mette in dubbio. Ma metti caso che tu stasera ti vai a cuccare, non senza di colpa. Rimani invece di che con i soldi, ma pigli e bacci tu a me, a Cina. Allora non si può fare. Niente, Guido, tu hai voluto sparare, ma non mica perché che film non si spara, che film ne costano, da quando nasce fino a quando muore. Quando muore non può che chiudere. Senti, Renà, io vado di là a chiamare mia moglie, che vuoi fare Guido di nome? No. Non può fare neanche così. Con una casa di soldi e torno. Io non ce la faccio. Iniziamo da me. Mi dispiace tanto per tutto quello che è successo. Voglio che tu sappia che io sono dalla tua parte. Persone come te che lottano ancora con questo valore per tenere vivo un sogno meriterebbero un'altra possibilità, veramente. Meriterebbero un'altra vita. Perdono. Ma io non posso niente. Questi sono 20.000 euro. Ma tu stasera devi uccidere mio marito. Ma perché? Perché? Tu sei sposato, Renato? No. No, non sono sposato, va bene, non sono io. Posso non capirci niente, ma mi domando come fanno due persone che hanno condiviso così tanto. Come arrivano ad odiarsi fino a questo punto? A mio marito piace la cosa, anche a me una volta piaceva, godevo nell'ascoltare i suoi complimenti sul colore delle mie unghie, ma poi a un certo punto capisci che cambiare colore fa volere di più. Soprattutto quando sai che il tuo partner odia il rosso. Allora scappa via adesso. Che senso ha questo matrimonio? Cosa può tenerlo ancora in piedi? Una bambina riceve il regalo dello zacchiotto. Lo zacchiotto diventerà la sua vita, niente e nessuno potrà mai separarli, ma poi a un certo punto la bambina cresce, cambia e inizia a trascurarlo fino a metterlo in un mobile insieme ad altri giocattoli senza vita. Poi arriva la sua amica del cuore a casa che apre il mobile, abbraccia lo zacchiotto e se ne innamora. Ed è qui che la natura umana prende il sopravvento, la bambina, in preda a un attacco di gelosia, strappa dalle mani dell'amica il suo zacchiotto e lo stringe a sé.
è questo che tiene vivo un matrimonio, un continuo strappare. Strappare. E tu così intendi risolverlo? Uccidendolo? Molti anni fa un uomo e una donna arrivarono a puntarsi una pistola e spararsi nello stesso identico istante. Io non voglio fare la stessa fine dei miei suoceri, quindi prima che si arrivi a quel punto io devo cancellare il soggetto del mio mobile. Fammi venire tuo marito. Posso? Sì, vieni qua. Matteo in camera da letto sta preparando le valigie, vuole andare via. Lo faremo andare via lui. Guido invece è sceso a prendere le sigarette e tornerà a momenti. Tu mi hai già parlato? Non ancora. Ci penso io. Piacere Katia Speranza, insegnante di chimica. Renato. Caro Renato, quali siano le impenetrabili, ambigue, evidenti svegliatemi da questo incubo. No. Ma che? Ma il vostro pensiero fisso. E ancora già cominciato. Non riuscite a pensare ad altro. Ma io mi domando in questa casa di che droga vi fate? Ah, marijuana, cocaina, l'ecstasy, l'LSD. Come l'assumete voi? Per inalazione, per endoveno, va fumato. Voi siete in grado di cancellare il mio più piccolo senso di colpa. Mi fate sentire come se fossi un angelo in mezzo a voi, città. I cani sono come Mo oggi capito. Ma fammi capire una cosa, tu non si... Non sono sposato, signore, mi dispiace se non capisco niente della vita. Le prometto però che alla prima occasione porrò rimedio, anzi se ci tenete tanto, vi verrò ad invitare io personalmente. Vuoi, ma come ne faccio? Ti sposo, non so problemi, perché forse ne capite. Seconda cosa, non abbiamo più tempo da perdere, quindi dobbiamo muoverci. Questi sono 20.000 euro. Beh, vedi, ma tu stasera devi uccidere anche il mio marito. Certo, signora, tanto questo è il mio mestiere. Io ho sempre sognato di essere un killer affermato e oggi che lo sono mi sento un uomo più felice, realizzato anche grazie a lei, anche grazie a voi. Ma mandatemi di tutti, i vostri mariti, i vostri amanti, gli ex fidanzati, tutti. Due colpi di pistola e il mio lavoro è concluso. Ma che 2 colpi di pistola, quanto è bello! Io vorrei proprio 20.000 euro a te che devo far sparare e non spararina. Ah, ecco perché la signora mi deve spiegare anche come devo uccidere il marito. E se capisce, no? Sicuramente, facendo sentire magici. Voi lo dovete guardare negli occhi e ci avete da mettere le mani in panna, così, e avete a stringere forte con mano mossa. Così forte con battite cardiache da rallentare, lui ci ha nasciato fuori fino a schiattare. Io ho usato quando basta per le far girare. Perché? Appunto. Perché? Perché mio marito ha dato una morte lenta e disperata, mio marito non sapeva che fine di merda sta facendo. D'accordo, signora, la sua è una più che valida motivazione, però vede, per questo genere di operazioni ci vogliono più soldi. Ci vanno più soldi. Il rischio è molto più elevato. Sì, certo. Questi sono altri 10.000. Faccia riflettere. Finisce le stronzate che non hai più. Che può fare? Io sono pronto. Cominciamo subito da mio marito, non ti apprezzo. Muoviamoci.
Renato, capite buono? Lente e disperata. Non la deluderò, signora. Dai, Giulia mia. Grazie, gentilissima. Signora. Auguri. Grazie. Poi, ma che può costruire? Ma si pezza il cellulare, no? Poi, E Renato? Renato. Renato è andato via, la festa non era di suo gradimento. Perdonami, Giulia, ma sono proprio stanca, vorrei tornare a casa. Ti capisco. Bravo, vogliamo andare? Zana no, che vedi? Sono lì. Tutto torna alla normalità. È chiaro, però, Matteo, sì. Ti fa bene tutto. Tornare alla normalità è quello che dà, è il motivo a cui tu aspiri, sì.
Io mi sono fatto da solo. La mia intrepida carriera da professionista del genere mi dice molto chiaramente chi sono e che cosa ho cercato nella vita, ma tu no. Tu avevi tutto a portata di mano, per te va bene tutto. Guido, mi lascia perdere. E perché? Parla, che vuoi? Guido, va! Aspetta! Parla, fammi sentire. Lascia stare. E perché? Devi ricevere il permesso da tua moglie per parlare. Giura per piacere, puoi dire a tuo marito che può rispondere. Matteo, non parlare. Che peccato. Il permesso non è stato accordato. Tu non hai mai scelto, questa è la verità. Tu non hai carattere, non hai sangue nelle vene, tu non sai essere uomo. Questo è il motivo per cui tu non riesci a scrivere un cazzo di libro, perché per scrivere ci vogliono le palle, ma tu non le hai. Non le hai mai avute. Io sono un uomo. Guido, la tua intrepida carriera da professionista integerrimo parte da molto lontano. Ti sei diplomato in lingue straniere in 8 anni, sei stato bocciato 3 volte. Alla fine hai portato a casa il diploma soltanto perché l'allora preside Graziani apprezzava molto l'arte orale più che oratoria di tua sorella Ginevra. Quindi ti sei diplomato in lingue straniere grazie alla lingua di Ginevra, che poi tra l'altro non è nemmeno svizzera. Poi parte l'avventura universitaria in Toscana, perché Babbo, imprenditore edile di successo, intratteneva rapporti di lavoro a Firenze con il deputato Graziani, persona molto influente all'università. Per cui ti sei laureato in 4 anni con il massimo dei voti e con 4 borse di studi, 2 mesi prima che Babbo e il deputato Graziani venissero arrestati per tangenti. Poi, come per incanto, senza essere inserito in nessuna graduatoria, ti assegnano una cattedra a Napoli alla Federico II, perché l'allora rettore Costantini, guarda caso, aveva conosciuto e perso letteralmente la testa per tua sorella Ginevra, la quale in tutto questo tempo aveva ampliato e approfondito il suo innegabile talento, passando da semplice maestrelingua ad eccellente masterchef in arte culinaria. Oggi insegno oramai alla Federico II da 5 anni, io ti posso assicurare che in tutti questi anni i tuoi allievi non ci hanno mai capito un cazzo delle tue lezioni. Ti svegli la mattina con estrema comodità, con tranquillità e non sai fare altro tutta la giornata che sbavare dietro a ogni corpo di sesso femminile che respiri. Guarda, io voglio anche comprendere un uomo sposato che si innamora di un'altra donna, è comprensibilissimo, però non sono mai riuscito a comprendere invece le dinamiche che determinano la carriera di un puttaniere come te, puttaniere senza sentimento, per professione, 24 ore su 24. Per cui, guarda, la prossima volta puoi anche ripetermi le stesse identiche cose, non mi sorprendono né mi meravigliano, però ti consiglio di asciugare i toni, perché li ho sentiti molto molto severi. Come hai detto che sono un uomo senza palle. E vabbè, ma se essere un uomo con le palle significa usarle allo stesso identico modo come lo fai tu tutti i giorni, e io me le taglio le palle, che è più dignitoso. Katia, l'obiettivo è comprensibile, ma non è questo il modo. Guido, mo stai morendo, Io me ne vado da mia madre. Faccio le valigie e me ne vado da lei. Non mi cercare più. Ti conviene. Perché se ti rivedo, dà fuoco veramente. Cara, non puoi fare questo.
da solo, da Bologna, a Firenze. giuro, Sei grande, io non ce la voglio bene. Tu hai malattono, tu mi hai guardato fissimi dall'occhio e mi capite subito da povero, ci visto, perché mi sta attaccando? Ci sarà una ragione, io non ce la faccio più. Ci spendo pure 10.000 euro, ma non ritorno a vivere. Libertà, la facoltà di pensare, di operare, di scegliere il proprio talento in modo autonomo. 3 campi. L'anno scorso mi sono divertita di più. Ti ricordi che fino all'alba? Sì, aspetta. L'anno scorso lì c'era l'attore. Sì, c'era l'attore. Che pazzo. Sì. Non riuscivi in nessun modo a comprarlo, voleva per forza uccidermi. Sì, troppo Stanislaschiano. Però le commenti del pittore di stasera mi piaceva di più. Ah sì? Sì, bello e disperato. Però non è riuscito ad ucciderti, che peccato. Vuol dire che il prossimo anno, per il nostro prossimo anniversario di matrimonio, ingaggerò una donna. Troppo rischioso. Perché? Le donne prendono troppo sul serio l'incarico. E gli uomini troppo sul serio uno sguardo. Hai paura? Di cosa? Di perdermi. Tu? Dio mio, che palle. Facciamo un gioco. Un gioco. Sì, un bel giochino. Tu fai domande e io rispondo. Più o meno. Giuliano, Dai, ti prego, amore, lo facciamo. Dai. Dai, amore, ti prego. Bene. Vai. Chiedimi se ho un amante. No, Giulia, nessuno. Chiedimelo, ti prego. Giulia. Non puoi tirarti indietro adesso, me lo devi chiedere. Hai un amico? No, un amico, chiedimi se ho un amante. Hai un amante? No. E non l'ho mai avuto. Ma se mi chiedessi quante volte mi sono persa nello sguardo di un altro uomo, allora sì, ti risponderei tante quante sono le volte in cui ho incrociato il tuo sguardo e non ci ho trovato nulla. Perché ti diverte fare un'analisi del nostro mondo? È soltanto un gioco, non è? Questo è per il nostro anniversario. Questa collana fa la stessa fine dell'orsacchiotto. Io ho sempre creduto che tu volassi veramente, io ne ero convinta.
all'improvviso è arrivata lei, è arrivata la realtà. Credi, tu sei tutto quello che umanamente una donna potrebbe desiderare, ma io ero certa di aver sposato un uomo con le ali, un supereroe. Perdonami, potevo sembrarti una bambina. Non ci credevo veramente. Ti ricordi la prima volta che mi chiedesti di fare l'amore, cosa ti disposi a fare l'amore? Il primo passo verso la libertà. Esatto, perché amare significa semplicemente... Cercarsi, guardarsi negli occhi. Perché? Perché le parole? Le parole smiliscono, non aggiungono niente ad un sentimento. Allora perché noi siamo qua a spiegarci cosa non va? Perché tu con un semplice battito di ali non mi doni più di sogno le mie giornate? Perché mi hai tradita, permettendo a lei di entrare nella nostra vita? Prima che sia troppo tardi, almeno stasera, insegnami a volare, ti prego. hai sparato? Aspettavo che lo facessi tu. Finalmente. Finalmente ho capito perché quei due si spararono. Mio padre non sapeva volare.
Thank